Non è la prima foto che faccio con una persona di colore e a questo punto non sarà neanche l'ultima, a maggior ragione. La sfida del governatore del Veneto ai leoni da tastiera. Capita anche al numero 1 di Palazzo Balbi di averci a che fare, soprattutto quando sul suo profilo Facebook posta una foto con un giovane ragazzo di colore incontrato a Santa Lucia di Piave. Isaac Doncor, giocatore di colore dell'Inter in prestito al Cesena. Abbraccio e sorrisi, peccato che poco dopo piovano una valanga di commenti tra il razzismo e gli insulti. I più gentili sono "ma sto qua è appena arrivato con il barcone dall'Africa, altro che Inter", o "sembra sbarcato da un gommone", e chi se la prende con Zaia, "pare un profugo", è scritto, "perdi punti". Il razzismo deve star fuori dall'ospitalità dei miei social, ma soprattutto non si possono tollerare dichiarazioni razziste. O chi lo taccia di ipocrisia, "fai la foto per motivi elettorali". Disperati ce ne sono tanti in giro. Anche perché, dice Isaac Doncor, è un esempio di integrazione. L'ho fatta volentieri, la rifarei 1000 volte, è un calciatore, ha il tesserino dell'Inter, fa il calciatore professionista, si è integrato, è qui dal 2003, ha 23 anni e ai genitori che lavorano qui si sono integrati, è cittadino italiano, non vedo cosa ci sia da commentare, è solo perdita di tempo. Insomma, le questioni sono e rimangono separate. Resta ferma la nostra posizione rispetto a questi flussi migratori che contestiamo, anche perché 8 su 10 non sono profughi, non scappano dalla morte e dalla fame. Ma questo non c'entra niente con il rapporto che noi dobbiamo avere con i migranti e con chi viene da fuori, con i quali dobbiamo avere un rapporto che deve essere franco e soprattutto corretto. A loro dobbiamo chiedere il rispetto delle regole e il rispetto delle nostre leggi e delle nostre identità. Quando c'è questo non capisco per quale motivo qualcuno voglia ancora fare commenti.